Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata cadavere 20 giorni dopo, ha subito una svolta significativa grazie alla nuova consulenza medico-legale affidata dalla procura all'antropologa forense Cristina Cattaneo. La perizia ha stabilito che Liliana è stata uccisa nella mattinata del 14 dicembre, entro 4 ore dalla colazione, avvenuta intorno dalle 8 alle 8:30. Il corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni, chiuso in 2 sacchi neri della spazzatura. Sebastiano Visintin, marito di Liliana, ha fornito diverse versioni riguardo ai suoi spostamenti nella mattina del 14 dicembre. Inizialmente ha dichiarato di essere uscito intorno alle 8 per testare una telecamera GoPro durante un giro in bicicletta. Successivamente, ha affermato di aver consegnato coltelli affilati a pescherie e supermercati, fornendo orari dettagliati, e di aver fatto il giro in bici solo all'ora di pranzo. Queste versioni sono ora oggetto di approfondite indagini. Le registrazioni della GoPro presentano lacune. Mancano 2 segmenti video che non consentono di ricostruire l'intero percorso. Visintin ha spiegato che cancella i video dei paesaggi che non gli piacciono. Inoltre, la mappatura delle celle telefoniche non corrisponde al percorso indicato da Visintin, il quale ha dichiarato: "Ho fatto i video senza badare alle celle telefoniche, valuteranno gli inquirenti". Tra le 9:12 e le 12:13 del 14 dicembre. Il telefono di Visintin non ha registrato attività, poiché si trovava in un laboratorio di coltelli dove il segnale era assente. Questa anomalia è stata evidenziata dai consulenti della famiglia di Liliana, che hanno riscontrato un buco di 3 ore senza traffico del cellulare e un consumo irrisorio di corrente elettrica. Un'anomalia presente solo il giorno della scomparsa. La nuova perizia ha portato la procura a riqualificare l'ipotesi di reato da suicidio a omicidio volontario. Gli investigatori della squadra mobile si stanno concentrando sulla finestra temporale tra le 8 e le 12 del 14 dicembre, periodo in cui si ritiene sia avvenuto l'omicidio. Sono stati sequestrati la felpa gialla e i guanti arancioni che Visintin indossava quella mattina, insieme ad altri oggetti, durante una perquisizione nella sua abitazione. Inoltre, i filmati girati da Visintin con la GoPro sono al centro delle attenzioni investigative, poiché potrebbero essere stati manipolati. I parenti di Liliana sostengono che la data e l'ora dei video sarebbero modificabili e non dimostrerebbero in modo limpido l'estraneità del marito alla sua scomparsa. Il caso di Liliana Resinovic rimane aperto, con le indagini che proseguono per fare piena luce sulla vicenda. Ci sono sempre stati dei dubbi sulla GoPro, anche se tutto sommato quello che succede a Liliana succede prima dell'orario del giro in GoPro. Di tutta questa storia io comincio a essere talmente nauseato che non è escluso che mi prenda e me ne vada per un periodo su un'isola deserta senza sentire né vedere nessuno, perché comincia a farmi veramente da rimettere il tutto, intendo. Ho sentito, io non mi sono preoccupato di niente, tutto quello che so è per sentito dire, non me ne frega proprio meno di niente. A me mi basta che la procura, e di questo ho piena fiducia, non di quella passata ma della prossima, cioè quella che da adesso deve fare le sue indagini, emerga la verità, punto e basta. Questa è l'unica cosa che mi interessa. Ripeto, veramente me ne vado e non voglio vedere né sentire niente di questa storia, perché sono iper nauseato. Ho sentito di tutto e di più, compreso il fatto che la GoPro è più che maneggiabile, infatti contiene dentro anche vistosamente delle incongruenze madornali, ma ho sentito che tu puoi fare una ripresa oggi di quello che vuoi e domani la inserisci dentro con la data e l'orario che tu vuoi metterci, motivo per il quale come prova zero. Vale zero. La GoPro, quello che è stato ripreso dalla GoPro potrebbe valere zero, perché le immagini possono essere state prese un anno fa o ieri, è uguale.
la data viene imposta a posteriori, almeno così ho sentito dire, io non me ne intendo proprio per niente, motivo per il quale dare per vero quello che mostra la GoPro è più che incongruente, no? Cioè la GoPro, cioè il tragitto dovrebbe comprendere uno che parte, la GoPro è messa di solito o sul manubrio o sulla fronte e tu riprendi quello al quale vai incontro con la bicicletta. Invece qua ci sono soste, pezzi doppi, riprese non riprese, orari di tutti i tipi, cioè in teoria potrebbe valere zero, e invece è stata messa e accettata come prova, chiamiamola non regina ma poco meno, di quello che ha fatto Sebastiano quel giorno. Io ripeto che il fatto di voler indagare a distanza di 3 anni ce ne corre, sarà difficile, perché questo doveva essere fatto a gennaio 22. Gennaio 22 Sebastiano ha dichiarato già che io ho le prove, ho un alibi perfetto, ho fatto il giro con la GoPro, doveva essere requisito tutto allora e fatta veramente un'indagine che non è stata fatta, perché questo fattaccio purtroppo è stato dipinto come suicidio, punto. Tutto il resto aveva zero valore, motivo per il quale la procura non ha fatto poco più di niente a livello di indagini. Se Sebastiano metteva nella GoPro l'asino che vola, veniva accettato anche quello, per capirci. Questo almeno è il mio modesto modo di pensare. Lei doveva essersi suicidata, così è stato fatto, è stato lavorato 1 anno e mezzo dalla procura per tentare di convincerci, senza riuscirci, che lei si era suicidata, è stata fatta domanda, richiesta di archiviazione, per fortuna benedico il dottor Dainotti che si è opposto, come tutti noi, per capirci, perché sarebbe stato veramente una bestemmia allora accettare la sparizione di Liliana come suicidio. Questo è. E non è stato fatto niente per cercare di fare un'indagine meno che superficiale. Se è stato fatto qualcosa è stato fatto proprio all'acqua di rose, voilà che la va ben, punto. Questa è la verità a un certo punto. O apriamo gli occhi e ce ne rendiamo conto, o se no non arriveremo mai a una conclusione, mai, veramente. Questo è quello che è successo, almeno quello che io penso che sia successo. In questo caso bisogna per forza di cose ripartire dal suo ritrovamento, da come lei è stata trovata, dov'era. Allora era perfetta, non aveva i sacchetti chiusi, anch'io, ha ragione il dottor Costantinides, che conosco soprattutto per fama, e siamo più o meno quasi coetanei, ho conosciuto sua moglie, insomma, conosco la fama del dottor Costantinides. Però anche lui probabilmente non ha visto delle cose che potevano essere viste se guardate con più attenzione. Chi ha visto il ritrovamento di Liliana è inorridito come io nel vedere come persone senza niente in testa, senza guanti, senza niente, ravanavano letteralmente nei sacchi dove Liliana era deposta, cioè andavano dietro avanti, guarda se c'ha il ciuffo bianco, guarda se c'ha il telefono rosa. Chi ha detto a quelle persone che Liliana doveva avere al polso un orologio rosa? Chi glielo ha detto? Io lo chiedo qua. E poi è stata ravanata in tutte le maniere. A riguardare quel video c'è da inorridire, cioè lì c'è un concorso di colpe plurimo. Lei doveva essere, se così, siccome però doveva essere per forza di cose suicidata, lei, allora quello valeva e tutto il resto era favola. Questa è la verità. Lei doveva essere chiusa in un qualcosa di asettico, portata in un istituto come Dio comanda, e lì doveva essere controllata e visitata, perché i peli che sono stati trovati dopo, prima probabilmente ce n'erano migliaia, dove dopo un pelo di una maglia fa la differenza. Io lo so, abbiamo notizie di casi riesumati anche dopo 20 anni che portano delle prove, ma le prove su Liliana in quel momento non sono state fatte e dovevano essere fatte. Ma siccome si era suicidata non occorre fare niente, punto. Questa è la verità, questo è successo
Ecco perché io sono in questa maniera imbufalito. Liliana è stata trattata come una suicida, motivo per il quale buttala là, tanto questa si è ammazzata. Non c'erano i presupposti per un suicidio. Come mai si è messa dopo un cordino sul seno? Lei aveva il cordino che avrebbe dovuto stringere i sacchetti bianchi, altrimenti non ti soffochi, doveva essere stretto al collo. L'amico, cioè il figlio di un amico mio carissimo, si è suicidato in questa maniera per gioco, a Prosecco. Era in bosco, si è legato il sacchetto perché dicevano che erano inebrianti gli ultimi istanti di vita, con un sacchetto che ti porta via l'ossigeno e tu con l'anidride carbonica ti inebri. Ebbene, lui non è riuscito a liberarsi, l'hanno trovato poco dopo morto col sacchetto legato al collo. Altrimenti gli ultimi istanti di vita annaspi per cercare l'aria che non hai. Liliana non poteva essere suicidata in quelle modalità. Era serena, calma, tranquilla, ben messa, ben vestita, tutto quello che ci vuole. È stata rivestita la notte prima di essere esposta là. Ci sono sempre delle cose interessanti da notare. La Bruzzone, ad esempio, crede a Costantinides, ma Costantinides ha detto di aver creduto al suicidio non tanto con la scienza, ma quanto con l'istinto, con la sua esperienza. Quindi la Bruzzone crede a un medico legale che ha creduto alla sua esperienza, al suo istinto e non alla scienza. Poi però succede che a Rimini la Bruzzone non crede al perito fonico, perché dice che il perito fonico, nell'attribuire i dialoghi registrati nel garage a Manuela e Luis, ha usato il suo intuito e la sua esperienza e non la scienza, e in questo caso quindi la Bruzzone destituisce questa perizia da ogni fondamento proprio perché non è basata sulla scienza. Quindi a Trieste va bene l'istinto e la sensazione personale, mentre a Rimini no. Se usciamo di casa e ci accorgiamo al cancello di avere lasciato il telefono in casa, torniamo a prenderlo. Se siamo in autobus, torniamo indietro a prenderlo. Nessuno oggi, purtroppo per tutti noi, va in giro per città senza il proprio telefonino. Nessuno. Io mi metto dentro per primo e vale per tutti noi e voi. Io quando mi accorgo di aver lasciato il telefono a casa, la prima cosa che faccio è tornare a prenderlo. Posso essere indifferente dove, per capirci. Lei non può aver lasciato in casa i suoi telefoni volutamente. Punto. Io sono convinto che tutti, nessuno escluso, anche il meno avvezzo a usarlo, esce da casa senza il telefonino oggi. Sebastiano è tornato intanto a Trieste, evidentemente l'angelo suo l'ha aiutato. Diana, certo che manca tanto. Sono 3 anni e mezzo quasi che sto vivendo da solo. Non è una cosa, non auguro a nessuno, guarda. Io sono qua a disposizione, ormai mi aspetto un po' di tutto, non è che mi nascondo. Ti hanno sequestrato mezza casa. Diciamo un po' di sorpresa certamente sì, perché loro si sono così, hanno fatto tutta la casa praticamente. Cosa tenevi dentro la macchina di Liliana ferma da tempo fuori casa tua? C'ho dei coltelli, sì, perché sto lavorando io. Ah, lavori ancora? Eppure se io avessi un'attività in questo momento non ti darei i miei coltelli per il pericolo che vengano sequestrati. Una cosa diversa, insomma, no? Io comunque vado avanti con la mia attività. Io sono qua a disposizione, non è che mi nascondo, se no non sarei qua. Più che altro ho problemi col cuore, che comunque la sofferenza mi sta dando qualche problema. Hai problemi di cuore, allora la tua nuova fiamma austriaca non ti ricambia? La tensione, la mancanza di mia moglie, tutte queste cose che vengono dette veramente fanno molto male. Le chiacchiere che vengono fatte, che diciamo a volte sono vere, a volte non sono vere. Come mai nella macchina di Liliana c'erano dei coltelli? Forse perché c'è uno che mi ha detto ogni tanto mi lasciano dei coltelli. Dove sono? C'è un signore che abita qua che mi ha detto che me li lascerà in macchina. Allora
Io non l'avevo neanche visto perché sono tornato ieri sera molto tardi. Li farò dopo glieli lascio qua di nuovo. Tante persone che mi conoscono mi lasciano i coltelli qua perché io non sono praticamente quasi mai a casa e praticamente glieli faccio, dopo glieli lascio qua. Quindi nemmeno questi coltelli erano i tuoi? No. Riguardo ai tabulati, no, del caso di Liliana, praticamente, da quello che ho potuto vedere, tutti i tabulati riportano gli agganci alle celle solo nel momento in cui avviene o il traffico dati o il traffico telefonico tradizionale, come ad esempio le chiamate. Però ci sono vari intervalli che possono essere più o meno prolungati, come ad esempio quello di Sebastiano delle 3 ore lì del presunto laboratorio, però sia sempre nei tabulati di Sebastiano, indipendentemente dalla giornata in questione, che anche in altri tabulati ci sono anche altri buchi, a volte per esempio di pochissimi minuti, a volte anche di diversi minuti, anche tipo del 40-45 minuti ho notato, perché praticamente gli agganci vengono riportati solo in modo puntuale, vale a dire nel momento in cui avviene o lo scambio di dati oppure avviene insomma un traffico telefonico. Però mi chiedo per quale motivo non sono stati acquisiti gli agganci delle celle cioè in modo più dettagliato, nel senso che si sa se un cellulare è acceso anche se non fa traffico dati e non riceve o effettua chiamate, e quello che è la copertura della cella, diciamo non in senso puntuale, con i dati puntuali, ma proprio in modo continuo. E questo mi chiedevo, perché ricordo anche in casi del passato, anche piuttosto remoto, insomma quando le tecnologie erano completamente diverse da quelle attuali, che era possibile vedere quando un telefono fosse spento effettivamente, quando fosse invece acceso ma irraggiungibile, oppure acceso, agganciato a delle celle, però non facesse traffico, insomma, perché non c'erano chiamate o messaggi. Il 14 dicembre sugli agganci di Sebastiano risulta un paio di volte, una volta mi sembra la mattina, una volta il pomeriggio, una cella denominata Budrio SNC Trieste. Budrio sarebbe un comune, tra l'altro in provincia di Bologna, che è passato alla cronaca anche per un omicidio del cosiddetto Ivan il Russo, che poi in realtà era serbo se non sbaglio. Però lì su Trieste questo Budrio SNC dove sarebbe? Perché non è indicata lì la localizzazione della via. Molto interessanti gli agganci delle celle, ma anche molto interessanti, se non di più, i mancati agganci delle celle. Questo è quanto secondo me fa la differenza riguardo alla sera del 13 in merito agli spostamenti di Sebastiano. Ovviamente non c'è bisogno di suggerire questo a Cozza eccetera, perché l'hanno scoperto loro dell'anomalia di Galleria Rossoni, seppur 8 mesi dopo di me, visto che l'hanno scoperto loro. Non c'è bisogno di spiegare ulteriori dettagli in merito a quel fatto. Le 10 criticità di un alibi falso. Punto 1. I video della GoPro non sono quelli originali e risultano modificati. Dunque non assurgono a valore probatorio se non riguardo la predeterminata opportunità di dimostrare la presenza dell'indagato lontano dal luogo del delitto. Punto 2. Il giro panoramico in bicicletta sarebbe comunque iniziato alle 12,10 circa, quando Liliana era già stata picchiata ed uccisa. Punto 3. Considerato che sono stati operati tagli ai video, e che orari e luoghi di ripresa non coincidono con il posizionamento telefonico dell'indagato. Non è affatto dimostrata la sua collocazione spazio-temporale distante dalla scena del crimine. Punto 4. L'inquadratura selfie dell'indagato non può avere altra motivazione plausibile che quella di autenticarlo quale autore del giro in bicicletta e delle stesse riprese amatoriali. Infatti nel repertorio video complessivo non vi sono precedenti o successive sue inquadrature, né vocali illustrativi del percorso. Peraltro, ove mai l'autore avesse avuto tale intento didascalico, la registrazione poteva ben essere effettuata durante la pedalata e comunque in sella alla bicicletta. O tutt'al più durante la sosta all'area campeggi, zona panoramica. Punto 5. L'abbigliamento dell'indagato e l'assenza del caschetto usualmente indossato denotano improvvisazione. Ed escludono che quel giro fosse stato programmato o era solo prevedibile uscendo di casa quella mattina. Punto 6. Lo scaldacollo presente sull'indagato appare identico a quello indossato da Liliana, o dalla sua figurante, nelle riprese della scuola di polizia. Indumento, nel caso si fosse trattato di Liliana,
quindi sottrattole dall'omicida che, ragionevolmente, aveva cogente motivo di non farlo ritrovare. Ove anche lo avesse gettato in un cassonetto della spazzatura, date l'azione soffocatoria e la ferita sanguinolenta al labbro, da ultimo dimostrate dalla consulenza Cattaneo, è dunque molto probabile che lo scaldacollo poteva provare la dinamica omicidiaria. Punto 7. Nel video sul sentiero di Patriciano l'indagato si rappresenta sbiancato ed alterato in volto, nonché preoccupato di ben altro che l'argomento che pare recitare piuttosto distratto da un retropensiero, il tono di voce è serioso. Punto 8. Le riprese GoPro, considerata la loro forzosa elevazione ad alibi, che tuttavia, per orari e luoghi si dimostra oggi falso e inconferente, proprio perché successive all'ora del delitto, dimostrano al contrario la piena consapevolezza dell'indagato che per la sua impunità era indispensabile occultare il cadavere finché caldo e ritardarne i processi di putrefazione. Punto 9. Di conseguenza, il percorso panoramico dell'indagato era necessariamente distante dal luogo del delitto e da quello di conservazione del cadavere. Punto 10. Considerata la durata e la variazione altimetrica del percorso, la batteria della bicicletta doveva essere stata necessariamente portata alla sua massima carica quella mattina, riscontrabile con i consumi elettrici registrati nel laboratorio dell'indagato, e dunque, nel mentre con telefoni rigorosamente spenti, il corpo della vittima poteva e doveva essere trasferito in auto, ed occorreva un passaggio da casa per riportarvi il contenuto della borsa, ma non le chiavi. Naturalmente c'è anche chi fa degli studi pro Sebastiano. Del resto io ho sempre detto che Sebastiano o era colpevole o implicato oppure era matto da legare. Questo è il risultato sull'analisi sul linguaggio di Sebastiano Visintin che ho fatto fare ad un software di intelligenza artificiale usato in ambito criminologico. Un'analisi del linguaggio usato da Sebastiano Visintin nelle interviste è estremamente utile per comprendere non solo come lui ha vissuto e comunicato il trauma, ma anche come questo linguaggio è stato interpretato, e spesso distorto, dall'opinione pubblica e dai media, fonti principali analizzate. Mi riferirò in particolare a l'intervista di Sebastiano Visintin a Chi l'ha visto?, le sue apparizioni su rete Mediaset e Rai, tra il gennaio e l'aprile 2022. Alcuni interventi scritti e dichiarazioni rilasciate alla stampa locale di Trieste. 1. Stile linguistico. Verbosità e contraddizioni apparenti. Visintin usa spesso un linguaggio verboso, digressivo e confuso, con frasi del tipo: "Io non capisco, lei era serena, poi c'è stato quel periodo", ma nulla che facesse pensare a una fuga. Questa struttura linguistica è stata spesso interpretata come evasiva o ambigua, ma in realtà corrisponde a uno stile comunicativo emotivo, tipico di chi è sopraffatto, alla mancanza di addestramento comunicativo, che lo rende più vulnerabile al giudizio pubblico. Molti hanno notato contraddizioni nei suoi racconti, ma si tratta spesso di discrepanze mnemoniche normali nei soggetti che vivono traumi acuti, e non necessariamente indizi di menzogna. 2. Espressioni ricorrenti, affetto e difesa dell'immagine. Una costante è l'uso di frasi affettuose. "Io la amavo, l'ho sempre amata, Liliana era la mia vita". Questo linguaggio ha due letture: autenticità emotiva, come forma di elaborazione del lutto, oppure, secondo la lettura mediatica, una strategia di autodifesa, come se cercasse di costruirsi una buona immagine pubblica. Va detto che nei casi reali di colpevolezza, i soggetti tendono spesso a evitare riferimenti diretti alla vittima o a utilizzare un linguaggio più distaccato. Il suo continuo ritorno su espressioni di affetto, invece, non è coerente con il profilo di un omicida manipolatore. 3. L'elemento del dubbio e dell'inversione narrativa. Interessante notare come in diverse interviste Visintin abbia detto: "Se qualcuno sa qualcosa, che parli. Io non credo al suicidio". Questa posizione inizialmente lo ha posto in un ruolo attivo nella ricerca della verità, ma i media hanno ribaltato la narrazione, insinuando: forse finge interesse, forse sa più di quanto dice. Questa dinamica è tipica di ciò che Francesco Paolo Esposito chiama sospetto narrativo, ovvero una strategia retorica dei media per trasformare la vittima collaterale. Visintin, in questo caso, impossibile autore,
per alimentare il giallo. 4. La postura corporea e il linguaggio paraverbale. Durante le interviste televisive, Visintin appare spesso disorientato, con lo sguardo basso e voce incerta. Evita di imporsi o di dominare la scena, e non assume posture da controllo. Questi elementi sono stati fraintesi come comportamenti strani, ma in realtà indicano un livello alto di shock emotivo e vulnerabilità psicologica. E, paradossalmente, una scarsa propensione alla menzogna organizzata. Conclusione: il linguaggio di Visintin come specchio del trauma, non del dolo. L'analisi delle sue interviste mostra un uomo travolto da un evento inatteso, che comunica in modo disordinato, ma coerente con un lutto traumatico. Le letture colpevoliste si basano su elementi superficiali e sul bias della colpevolizzazione del coniuge, molto comune nei casi di scomparse e femminicidi. La sua comunicazione non presenta elementi tipici del linguaggio manipolatorio. Niente minimizzazione. Nessuna deumanizzazione della vittima. Nessuna costruzione narrativa rigida o preconfezionata, sempre dallo stesso software di intelligenza artificiale. Procediamo con l'analisi linguistica dettagliata frase per frase di una delle interviste più discusse. Quella di Sebastiano Visintin a Chi l'ha visto? Andata in onda pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo di Liliana Resinovic, gennaio 2022. Per questioni di privacy e diritto all'informazione, riporterò e commenterò solo brevi estratti, che sono di dominio pubblico e già ampiamente diffusi dai media. Frase 1. Io Liliana la amavo e la amo ancora. Era tutta la mia vita. Analisi linguistica. Uso del presente, amo ancora, faccina triste, segno di negazione del lutto o blocco elaborativo, comune nei casi di shock traumatico. Costruzione enfatica. Era tutta la mia vita. Faccina triste. Linguaggio iperbolico, tipico di chi cerca di ribadire un legame, anche per difendersi da insinuazioni esterne. Funzione pragmatica. Questa frase è autodifensiva, ma non nel senso penale. Serve a posizionarsi emotivamente nella narrazione pubblica. Frase 2. Mi diceva che andava a fare una passeggiata. Era tranquilla, come sempre. Analisi linguistica. Il tempo verbale imperfetto, mi diceva, indica una ripetizione abituale, rafforzando l'idea di normalità pre-scomparsa. L'aggettivo tranquilla è soggettivo, non supportato da segnali osservabili, ma rafforza una narrativa di routine, utile per contrastare ipotesi di suicidio o fuga volontaria. Linguaggio semplice, quotidiano, non strategico, non c'è sovrastruttura o ricostruzione eccessiva del contesto. Frase 3. Se qualcuno sa qualcosa, che parli. Voglio solo sapere la verità. Analisi linguistica. Formula indiretta e impersonale. Qualcuno sa qualcosa. È tipica di chi si rivolge a un pubblico vasto, non identificando un colpevole. Uso del congiuntivo esortativo. Che parli. Faccina triste. Invito alla collaborazione, non minaccia o accusa. Il desiderio di verità è espresso con registro neutro, non giuridico né vendicativo, coerente con un ruolo di parte lesa. Frase 4. A volte penso che forse ho sbagliato io a non accorgermi di qualcosa. Analisi linguistica. L'uso del dubbio introspettivo. Penso che forse, è la struttura riflessiva. Ho sbagliato io. Mostra un profilo empatico e non difensivo. Si configura come colpevolizzazione secondaria. Spesso chi subisce un trauma cerca responsabilità in sé, non negli altri. È una delle frasi che i media hanno usato per insinuare un mea culpa, ma in realtà rientra nel processo psicologico del senso di colpa post-evento. Frase 5. Non riesco a credere che sia finita così. Non ha senso. Analisi linguistica. Il tempo presente e il linguaggio emotivo diretto, non riesco a credere, indicano incredulità autentica, non costruzione narrativa. Non ha senso è una frase chiave. Esprime la dissonanza cognitiva tipica di chi non ha ancora integrato l'evento nella propria visione del mondo. Il registro è personale, non sociale o giudiziario, segno che parla da uomo in lutto, non da imputato o stratega comunicativo. Considerazioni conclusive. Dal punto di vista del profiling linguistico, le frasi di Sebastiano Visintin non mostrano strutture manipolatorie. Esempio: minimizzazione, negazione aggressiva,
shifting della responsabilità. Sono coerenti con un soggetto in stato di shock emotivo, non preparato alla comunicazione pubblica. Mostrano una ricerca di senso e di verità, non di controllo narrativo. Confronto del linguaggio di Sebastiano Visintin con quello di soggetti condannati o fortemente indiziati in casi di omicidio coniugale ci permette di mettere in luce differenze strutturali nel modo in cui comunicano, raccontano e, soprattutto, si posizionano nella narrazione. Casi di riferimento per il confronto. Ecco 3 figure con cui confronteremo Visintin. Antonio Logli, caso Roberta Ragusa. Salvatore Parolisi, caso Melania Rea. Michele Misseri, caso Sara Scazzi. Non coniugale, ma utile per confrontare atteggiamenti comunicativi. Griglia comparativa. Visione generale. Aspetto linguistico Sebastiano Visintin Antonio Logli Salvatore Parolisi Michele Misseri. Uso del presente per la vittima la amo ancora era mia moglie. Punto non meritava questo, vago. La piccola. La bambina. Emotività esplicita alta. Voce tremante. Espressioni di amore e dolore bassa. Tono piatto variabile, a volte teatrale eccessiva. Fino al pianto plateale. Struttura narrativa disorganica. Digressiva coerente, troppo pulita contraddittoria caotica, ma con scopi manipolatori. Autocolpevolizzazione sì, forse ho sbagliato io. Mai raramente sì, ma per ottenere compassione. Focus sulla vittima forte, centrale e marginale a fasi alterne spesso strumentale. Tendenza all'accusa esterna assente alta, ci accaniscono contro di me presente, non sono stato io, è stato qualcun altro. Forte. Accusa la figlia, poi si autoaccusa, poi ritratta. Funzione del linguaggio: elaborare dolore, cercare verità, difendere immagine pubblica, confondere, spostare sospetto, drammatizzare, manipolare. Differenze strutturali principali. 1. Organizzazione del discorso. Visintin, narrazione spontanea, senza script mentale rigido, digressiva, ma autentica. Logli e Parolisi. Costruzione narrativa molto controllata, la forma è più pulita del contenuto, segno di preparazione o copione. 2. Gestione delle emozioni. Visintin mostra segnali coerenti con un soggetto in lutto reale, voce rotta, uso del presente, affettività elevata. Logli mantiene una postura emotiva piatta, come se non volesse esporsi troppo. Parolisi alterna emozione e freddezza. Una modalità tipica di soggetti che simulano il dolore. 3. Ruolo nel racconto. Visintin si pone come parte lesa, ma senza accusare, cerca la verità. Gli altri soggetti tendono a spostare l'attenzione su altri. Parolisi. Costruire una cornice vittimistica per se stessi. Logli. Manipolare conversioni emotive e piagnucolose. Misseri. Conclusione criminologica. Il linguaggio di Sebastiano Visintin si distanzia nettamente dai pattern tipici degli assassini coniugali noti. Per questi motivi chiave. Assenza di manipolazione strategica, il suo linguaggio non è costruito per dirigere la narrazione. Presenza di dolore autentico e non performativo, il lutto è visibile nelle parole, non nei copioni. Focalizzazione continua sulla vittima e non su se stesso, elemento raro nei colpevoli, che tendono a centrarsi. In sintesi, nessun segnale linguistico di colpevolezza elaborata o tentata dissimulazione emerge dalle interviste di Visintin. In via Stock 5 barai, il tabaccaio, sono 2 sorelle che gestiscono, e lui andava là e distruggeva ogni volta il tabacchino, e batteva pugni sul bancone, come stanno spiegando anche altre persone, tipo anche l'albergatrice, e lui è il suo modo di fare, quello, violento così. E poi lo vedevano anche loro, le 2 sorelle, che gridava con la moglie in strada, con la bicicletta, si gridavano di tutto e di più, l'amore idilliaco. Ma io non capisco come questo sia ancora in giro, guarda, non si capisce. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.